Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione della notte del nostro audio video giornale interamente dedicata agli aggiornamenti sul maltempo in Friuli Venezia Giulia. Resta in vigore fino alle 12 l'allerta rossa su Carnia e Friuli occidentale e arancione su pianura friulana e area di Trieste. La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha aggiornato l'allerta prolungandola per tutta la giornata di lunedì, anche se con grado di attenzione inferiore rispetto ad oggi. Sarà infatti arancione sull'area del Friuli occidentale e nell'Alto Friuli zona Carnia e giallo sul resto della regione, dove proseguiranno però temporali e neve. Nessun problema invece nell'area del capoluogo regionale. La situazione attuale vede un flusso sud-orientale in quota confinato a est della regione. Nei bassi strati soffia scirocco moderato sulla costa e vento da nord-est su gran parte della pianura. Sono in corso precipitazioni sparse ancora abbondanti sulle prealpi carniche dove cadono 15 mm all'ora. Rovesce e piogge abbondanti interessano anche pianura e costa. In Carnia, specie verso il Veneto e Austria, nevica oltre i 700 metri. Quota neve più alta sulle Giulie. Nella giornata odierna è prevista nuvolosità variabile con piogge sparse e intermittenti, anche temporalesche, e quota neve oltre i 600-800 metri circa. Soffierà vento da sud moderato sulla costa. Nella serata i prefetti di Udine e Pordenone, in considerazione dell'evoluzione dell'evento meteorologico iniziato sabato, hanno disposto la proroga delle chiusure delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni dell'area di Pordenone e dell'Alto Friuli anche per la giornata odierna. La decisione è giunta al fine di ridurre ogni rischio per famiglie e studenti connesso alle possibilità di criticità idrogeologiche e idrauliche conseguenti alla situazione meteorologica di allarme rosso. Tutti i sindaci delle due aree interessate sono inoltre stati invitati ad adottare ogni iniziativa utile al fine di disincentivare i cittadini, in particolare gli anziani, dal muoversi dalle proprie abitazioni e valutare l'opportunità di revoca di eventuali autorizzazioni a manifestazioni pubbliche. La misura è stata disposta dopo aver sentito il direttore della Protezione Civile regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, il quale ha riferito che, sulla base dell'attuale quadro meteorologico e degli scenari di evoluzione previsti per la giornata odierna, verrà prorogata l'ordinanza di blocco del trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda la situazione dei fiumi, nel bacino del Cellina Meduna gli scarichi delle dighe alle 17 di ieri sono complessivamente pari a 674 metri cubi al secondo, con valori in diminuzione, ed è attivo il servizio di piena. Nella sezione di Ponte Meduna il livello del fiume ha raggiunto il picco alle 12:30 di domenica ed attualmente il livello è pari a 21,79 metri, al di sopra del livello di di presidio pari a 21 metri, ma comunque in diminuzione. Il picco di piena sta quindi transitando verso Prata, dove è arrivato in serata. Rimane attivo il servizio di piena del fiume Tagliamento. Nella tarda serata il transito dell'onda di piena alla Tisana, che si è mantenuto sotto il livello di secondo presidio 8,70 metri. La portata dell'Isonzo a Salcano, pochi chilometri dal confine con Gorizia, è di 832 metri cubi al secondo, in lieve aumento. I livelli idrometrici lungo l'asta si manterranno attorno al livello di guardia. Per quanto riguarda la zona costiera, la marea a grado ha avuto un secondo picco registrato alle 15:20 con quota di 114 cm inferiore al previsto. Da segnalare, prima di chiudere questo audio video giornale, che i volontari della Protezione Civile di Rivignano Teor, insieme a quelli di Varmo, stanno operando a Canussio per gravi problematiche verificatesi nei fondi agricoli.
Si tratta di alcune aree allagate dalle forti e abbondanti piogge normalmente utilizzate per le coltivazioni. Diversi canali sono rimasti intasati. Le operazioni di bonifica, fanno sapere, dureranno per tutta la notte. E con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per l'ascolto e la visione, vi auguriamo la buonanotte e vi diamo appuntamento come sempre nella tarda mattinata per gli altri aggiornamenti. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay.